I colli iberici sono appunto un sollevamento della terra dovuto alla pressione magmatica senza avere una vera e propria eruzione, pertanto abbiamo una arenaria, una roccia arenaria che si è elevata e ha portato un limo argilloso rosso sopra. E questo territorio riteniamo, non solamente noi, che sia eccellente per quello che riguarda la produzione di vini rossi, in particolare vitigni bordolesi che hanno trovato qui una zona di elezione ancora nell'Ottocento. Questa è la più antica zona di produzione di Cabernet Merlot e soprattutto di Carmenere dal metà dell'Ottocento, dovuto agli emigranti che rientravano dalle varie peregrinazioni che facevano a quell'epoca di grande povertà in Francia. E si è consolidata la produzione, soprattutto di Carmenere, che poi si è diffuso in tutto il Veneto, fu confuso con il Cabernet Franc per molto tempo e adesso finalmente ha ritrovato il suo nome originale, la sua vera identità, che aveva perso in Italia come in Cile. È una storia lunga, comunque è affascinante la storia del Carmenere, questo antico vitigno che ha origini dalmate e che si diffuse nell'impero romano, poi finì a Bordeaux e adesso in Europa c'è solamente qui. E il nostro progetto del vino rosso è principalmente Carmenere. Noi qui adesso possediamo circa 26 ettari, di cui la gran maggioranza è Carmenere. Da quando siamo arrivati sui colli iberici abbiamo piantato esclusivamente Carmenere. Pertanto siamo forse gli unici produttori importanti, ci sono ancora dei produttori in giro, ma che hanno un progetto sul Carmenere, che stanno iniziando a fare girare questo vitigno che noi riteniamo unico nel suo genere, questo vino ovviamente che si ottiene per tutto il mondo, e nessuno sa che in Italia si produce anche del Carmenere, quindi è una bella cosa nuova, che però per noi non è semplicemente una cosa nuova, è un progetto per la vita. Il nostro grande progetto è riuscire a produrre un grandissimo Carmenere che entri nel novero dei migliori vini, ecco. L'oratorio di San Lorenzo è un posto molto importante per noi, è un antico insediamento religioso. Qui c'erano i frati benedettini e c'è una delle più antiche chiese dei Colli Iberici, ed è una plaga di 12 ettari che noi abbiamo acquistato in due momenti. Abbiamo piantato i primi 6 ettari nel 2002 e i secondi nel 2009, e sono oggi un vigneto di 12 ettari di Carmenere, sono 5.000 viti per ettaro, quindi sono 60.000 viti, ed è sicuramente il più grande vigneto che c'è in Italia, probabilmente anche in Europa, di Carmenere, e abbiamo identificato questa zona come una delle più, forse la più vocata in assoluto sui Colli Iberici, date le proprie caratteristiche. È proprio una scodella nella quale c'è una grande temperatura durante l'estate, molto riparata. Il Carmenere ha bisogno di queste condizioni per dare il massimo in termini di maturità e per riuscire ad avere questi tannini morbidissimi però completamente immaturi, senza avere aromi di verde, che sono un po' la cosa più spiacevole del Carmenere non maturo. Oratorio di San Lorenzo produce una riserva che si chiama Oratorio di San Lorenzo, che è 100% Carmenere. Abbiamo già fatto 2 annate, lo produciamo solamente nelle annate migliori, e penso sia veramente quello che è forse il Carmenere più rappresentativo che può essere prodotto in questo momento. E allora, soprattutto negli ultimi anni, abbiamo premuto molto sull'acceleratore per andare ad un'ottimizzazione di tutti quegli aspetti che dovrebbero e che già stanno cominciando a dare dei grandissimi risultati: la gestione del suolo, dell'erba, la potatura della vite, la riduzione della vigoria, e essendo in zone fortemente vocate sia sulle colline del Soave classico
che sui Colli Iberici immediatamente stiamo vedendo dei risultati direi piuttosto entusiasmanti, quindi abbiamo imboccato la strada giusta secondo me, e tutto questo però senza affiliarsi adesso a queste nuove scuole di pensiero, a questi guru che devono dirti cosa è giusto, che cosa è sbagliato, tutte queste cose che hanno sicuramente dei principi molto giusti ma che stanno diventando mode, e in molti casi un giornalista ha detto una cosa molto intelligente, ha detto biofurbetti, no? Anche noi lavoriamo in gestione biologica, nei Colli Iberici addirittura certificata, ma non stiamo lì a farne un argomento di vendita, è una scelta interna che noi abbiamo operato per avere il massimo della bontà dell'uva, per fare vini ancora più emozionanti se ci riusciamo, ma non perché questo sia per forza una cosa che dobbiamo dichiarare, una bandiera da sventolare sopra la nostra cantina. Io credo molto nell'understatement, in questa situazione in cui uno deve fare e tacere e poi lasciare a chi beve la scelta. Quando siamo arrivati sui Colli Iberici per la prima volta e ci siamo innamorati di questo territorio, l'idea era quella di produrre solo un vino rosso da un'unica azienda. Siamo riusciti ad acquistare questa proprietà, l'Onigo, e questa è una proprietà che è stata da poco piantata a Cabernet Sauvignon, quindi c'erano circa 4 ettari di Cabernet Sauvignon, e abbiamo immediatamente piantato un ettaro di Carmenère. Abbiamo iniziato un vino che abbiamo voluto chiamare Bradisismo. Bradisismo è il nome dell'evento geologico dei Colli Iberici, e per parecchi anni, da partire dal 97, questo è stato il nostro unico vino. È stata un'esperienza così per noi estremamente utile per cominciare a acquisire nozioni sul territorio e soprattutto capire il potenziale dei Colli Iberici. Poi da questa azienda sono aggiunte altre 2, e questo è di circa 7 ettari. Il totale della proprietà adesso è circa 26, quindi è partito tutto quasi come un gioco, come un hobby, come un vino rosso da aggiungere ai nostri bianchi, e invece è diventata un'azienda di grandezza simile a quella del bianco, con delle caratteristiche completamente diverse. Noi sui Colli Iberici produciamo adesso 4 vini, però tutti fatti in legno, tutti in barrique, il Carmenère più che è il nostro vino d'entrata, il Bradisismo che rimane la nostra riserva classica, l'Oratorio di San Lorenzo che è la riserva di Carmenère, ed il Cabernet Sauvignon Selezione che è la riserva di Cabernet Sauvignon. Ci troviamo qui nel mezzo del vigneto di Cabernet Sauvignon, da cui produciamo il vino Bradisismo. È una vigna che ha trovato il proprio ambiente naturale, è stato anche un colpo di fortuna questo qui, perché abbiamo proprio un'esposizione massima, tutta esposta a sud, le viti hanno un vigore perfettamente equilibrato, la maturità dell'uva qui, soprattutto nelle grandi annate, è incredibile, e nelle grandi annate produciamo anche un altro vino che chiamiamo adesso Cabernet Sauvignon Selezione, che è uno dei Cabernet più concentrati che vengono prodotti in Italia. Io credo ancora molto all'assaggio alla cieca, nel senso che è solo quello che ci dà veramente il tono della nostra produzione. Il risultato deve essere che noi siamo in grado di produrre dei vini che poi rimarranno nel tempo come filosofia, cioè in ultima analisi arrivare ad una produzione sostenibile vuol dire sicuramente oggi abbracciare tutte quelle che sono le tecniche viticole, il biologico certamente, tutte queste bellissime cose che ci permettono di sostenere la produzione nel modo migliore, ma anche sostenere la bontà del vino, perché se per fare tutto questo produciamo vini che puzzano, la maggior parte purtroppo sono in queste condizioni, tanti vini
assolutamente che in un assaggio alla cieca verrebbero scartati e questa situazione non è sostenibile. Quindi per me fare vino oggi vuol dire essere sostenibili in tutto e in ultima analisi fare vino molto buono, produrre bontà che sia percepibile dalla gran maggioranza dei bevitori.